Ok, bene. Bene, faccio un'altra, poi penso che per oggi mi fermo perché è lunga la cosa. Dai, ultima partita, arriviamo circa a 1000. E qui a 1000 secondo me cambia il livello di gioco. Sui 1000 sono persone che se la giocano. Juton Jimz. Attenzione, la Cina che sforna Forza Italia. Ah, vedi ancora questo errore. Ragazzi, lo ripeto in questo video, sulla partita di donna il cavallo in C6 non va mai messo. Come va punito il cavallo C6? Con alfiere F4. Perché? Perché l'alfiere F4 lascia debole il punto in B2, ma lui non può uscire fuori con la donna poiché c'è questo pedone che è bloccato. Quindi bisogna subito sfruttarlo. È un errore comune. È un errore comune questo cavallo qui. E niente, io gioco sempre uguale. Gioco E3, C4, cavallo C3. C4 io la gioco perché appunto ho bisogno di uscire con la donna in B3, in A4, eccetera, eccetera. Nella partita di donna il pedone in C è importantissimo. Non a caso nel gambetto di donna le prime due mosse sono D4, C4. È troppo importante questo pedone per rimanere a casa. Andiamo, andiamo. Poverino, c'è la connessione bassa. Si è disconnesso. Hai dato matto con un alfiere, va bene. Poverino, si è disconnesso. Si è disconnesso. Non posso chiedere la patta. Mi spiace vincere così. Si è riconnesso. No, si è disconnesso. Vabbè, è arrivato a 1000. Va bene, mi spiace, mi spiace tanto. L'ultima, dai, l'ultima. Attenzione. Adesso ti faccio gli Alekin, mamma mia, quanto è forte questa difesa. Ecco, questa a livelli medio-bassi è poco conosciuta. E quindi va bene. Va bene, cavallo F3, alfiere G4. Qui posso anche arroccare subito lungo, cavallo C6. O anche E5 posso giocare subito. E5. Che non è affatto male. Ok, manteniamo la pressione qui. Ok, e se adesso arrocchi c'hai un po' l'arrocco indebolito, amico. Hai un pochino tanto l'arrocco indebolito. Però sono scelte di vita, Io non giudico affatto le scelte di vita. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Ok, adesso mi giocherà probabilmente una cosa di questo tipo. E io vado di... Potrei andare qui e rompere le scatole tanto. Se vado qui, torre dietro, ma no, vado in D7. Vado in D7, così con H5 inizio a creare un po' di serie minacce, però prima faccio l'arrocco lungo. Accettati la patta perché? Perché vuoi pattare? Devi andare? Così a caso? Perché la patta? Per ora te la rifiuto. Però se lui mi scrive ti devo andare, I go, te l'accetto. You have to go? Si scrive così, you have to go, boh. Vabbè, questo invia di nuovo, cosa è successo? Niente, no, mi sa che questo qui aveva capito che la situazione non si stava mettendo bene e voleva iniziare a cazzeggiare. Ok, dai, la prossima è questa. Se lui mi gioca questa, c'è semplicemente F6. Esatto. E questa struttura qui di pedoni con un arrocco lungo devo dire che è molto buona. Adesso c'è questa.
Adesso c'è questa e sulla spinta io spingo. Sulla spinta io spingo. Anzi, sulla spinta io catturo qui con la donna. Ok, questa minaccia in realtà non è una minaccia. Sulla cattura c'è la donna e perde l'alfiere. Forza ragazzi. Forza Geca 09. Ok. Ah, c'era questa. C'era questa risorsa difensiva. Adesso posso attaccare qui. Tac, il cavallo rimane scoperto. Dico buono? Dico giusto? O mi fai qualche numero di cavallo? Cattura qui. Numero di cavallo. Cattura alfiere. Cattura cavallo. Cattura... Ah! Non lo so. Non lo so se è buona. Io intanto te la faccio. Io intanto te la gioco. Però non lo so se è buona, onestamente. Se tu catturi, io ti catturo il cavallo, ora ti minaccio il matto qua. E diciamo che non è male. Non è male affatto. Ma vediamo come va. Non so se ha delle difese a questa mossa. Se non un attimino alfiere 4 per cercare di parare la minaccia. Niente, c'è il matto. Tac. Bene ragazzi, ci fermiamo qui. Siamo arrivati a 1042. La prossima volta continuiamo partendo sempre da qui. Questo account non lo tocco, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!